presente a Santa Lucia di Piave per l'antica fiera edizione numero 1363, anche Aprolav, l'associazione dei produttori latte del Veneto, con tutti i grandi formaggi delle DOP dalla Casatella Trevigiana al Piave. Andiamo a sentire le parole dei protagonisti. Allora, diciamo che si suddividono un po' i consumatori tra quelli che prediligono formaggi freschi come la Casatella, il Morlacco, o anche semistagionati come il Montasio o la particolarità dell'Imbriago, per esempio sotto la Vinaccia. E ci sono poi i consumatori che prediligono il formaio da Poenta, chiamano, no? Quindi il Bastardo stagionato, il Piave, il Monteveronese, l'Asiago d'Allevo. Sono tutti prodotti del nostro territorio che corrispondono alle preferenze dei nostri consumatori e sanno accontentare un po' tutti, ecco. Allora, poi c'è anche la Casatella Trevigiana che si può usare in tante preparazioni. Certo, un formaggio molto versatile, viene apprezzato molto anche dai bambini, vedo che passano coi nonni, allora i nonni gli prendono la Casatella, viene apprezzato dalle signore che lo usano nelle ricette, mi hanno detto che lo usano nel pasticcio, nel tiramisù, nei dolci. È un formaggio che è molto, molto versatile e apprezzato da molti consumatori. Suggerimento per le feste di Natale, allora un formaggio da usare come antipasto e un formaggio come dopo pasto. Come antipasto sicuramente la Casatella Trevigiana DOP si presta bene, e un dopo pasto, diciamo, per lasciare un gusto in bocca che è persistente, il Piave DOP, Piave Oro, sicuramente è un formaggio che può andare bene. Proprio pensando, noi siamo esattamente 27 anni che partecipiamo a questa mostra, nel lontano 1996, quindi ancora sotto la tensostruttura in campo fiera. Eravamo fra i primi dei prodotti agricoli agroalimentari e per noi poi è stato un susseguirsi di presenza in tutti gli anni a seguire. Noi siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione che è molto frequentata. Una manifestazione nella quale mettiamo in mostra le nostre specialità, mettiamo in mostra i formaggi di Veneto e mettiamo in mostra anche le eccellenze del nostro territorio. Questa è l'ultima manifestazione alla quale partecipiamo nel 2023. Come dicevo, una manifestazione importante che ha visto anche durante quest'annata il coronamento di tutta una serie di iniziative che ci hanno dato moltissime soddisfazioni, che sono state frequentate e molto apprezzate dai consumatori e dal pubblico, e questo non vi fa piacere, anche perché sia col Casius, che è la manifestazione massima che noi realizziamo però dai monti al mare, sia dal Monte Grappa col Morlacco al Bastardo che sia al mare con Mare Latte e Formaggi. Quest'anno abbiamo anche iniziato un percorso del Morlacco in villa e ci auguriamo che questo possa essere un percorso da seguire il prossimo anno, magari andando nelle varie ville del Veneto per portare le nostre specialità. Dovremmo trovare un sistema per valorizzare le produzioni e la parte migliore dell'architettura veneta. Abbiamo la partecipazione a questa manifestazione della Casatella Trevigiana, che è un formaggio che si presta dal giovane all'anziano. Abbiamo il formaggio Piave, che è tipico del bellunese, e anche questo è un ottimo formaggio. E poi assieme a questi abbiamo il Morlacco, abbiamo alcune forme di Morlacco di Malga del 2023 che si sono conservate in maniera meravigliosa e che hanno proprio riscosso un grande successo del pubblico. Numerosissimi sono i controlli, è un latte che noi seguiamo costantemente anche nelle maghe da questo punto di vista, in collaborazione anche con il servizio veterinario dell'US, e questo ci dà la possibilità di stare anche tranquilli, e vediamo che da moltissimi anni non registriamo alcun caso, anche se sono quelli di Maiga realizzati con formaggi al latte crudo da questo punto di vista. Poi dobbiamo dire che i nostri agricoltori sono cresciuti, fra virgolette, e sono dei bravi produttori, fanno un latte eccellente, un latte di alta qualità, un latte sano.